comincio a fare una domanda io a Porini. Perché in questo tuo percorso, rilettura in fondo delle storie dell'architettura, parti dal Novecento in maniera sottolineata, delle avanguardie storiche e eviti per esempio tutta la posizione zeviana, ma non solo zeviani, di far partire, di far coincidere col progetto della Casa Rossa di Morris e Webb, attraverso il ricorso all'idea alla poetica dell'elenco, l'idea della dizione, che sono temi anche molto moderni. No, se noi volessimo essere veramente, diciamo, come dire, volessimo più esattamente andare alle radici dell'architettura moderna, dovremmo seguire le indicazioni invece di Rickert, che ho citato nel testo, ma che poi non ho, diciamo, su cui non mi sono soffermato perché per mancanza di tempo, che nei primi moderni, quel bellissimo libro, rende conto appunto della genesi, diciamo, dell'architettura moderna risalente a metà del Settecento. Ci sono, visto che me l'hai chiesto, architetti che io sento come miei contemporanei, Nicolas Osmor per esempio, Van Brugh, sono architetti straordinari, piranesi, Marc-Antoine Lauger, sono nostri contemporanei, però per comodità, per così dire, per non dover fare i conti con 2 secoli e mezzo, dico, beh, va bene Tony Garnier 1901-1904, ma altrimenti avrei diciamo, preso come riferimento le argomentazioni molto precise, anche molto, devo dire, ben scritte, nel senso che poi l'architettura moderna si presenta, e questo è un aspetto positivo, al di là degli errori che ho detto, come una specie di grande romanzo straordinario che attraversa diverse culture, diverse culture, la cultura italiana che ha avuto un ruolo fondamentale, nonostante diciamo, non compaia fra diciamo, i paesi fondatori della modernità in architettura, ma insomma la Francia, l'Inghilterra, insomma, dico, è un bellissimo romanzo, con sconfinamenti e rimbalzi potremmo dire, in America, eccetera, perché l'esperienza per esempio della colonizzazione americana, la diffusione del palladianesimo diciamo, è stato uno dei fenomeni che ha fatto capire come i linguaggi architettonici si possono diffondere e orientare. E questa è una delle basi che hanno consentito agli architetti moderni, ai pionieri, come li chiama Pesvener, di fare propaganda, perché si basavano proprio su esperienze che il mondo aveva già vissuto. Però appunto ho evitato di arrivare ai primi moderni di Rickert proprio per essere più compatto nella mia diciamo, argomentazione.